Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali, anche dei quotidiani locali, ma anche i siti, perché l'abbiamo visto nel nostro telegiornale, tiene banco in questo momento quello che sta succedendo nelle varie scuole italiane, con 500.000 più di 500.000 studenti che sono impegnati con l'esame di maturità. Poi chiaramente parleremo anche della pace fra Stati Uniti e Iran, quanto sarà duratura, quelle che sono le idee degli osservatori su chi ha veramente vinto questa guerra, prima appunto della formalizzazione, della firma per via elettronica di questo accordo di pace. Andiamo subito sul sito dell'ANSA, perché appunto si parla degli esami. Ne abbiamo discusso tanto nel corso dei nostri telegiornali, con le tracce che sono uscite, un brano di Furedi sui confini che contano. Vedremo, ne parleremo anche di confini e migrazione e immigrazione anche nella nostra rassegna stampa, e poi l'Assemblea Costituente, Pavesi e Brancati. Esami per oltre 527.000 studenti, con uno studente d'eccezione che è Pupo. Vediamo anche in questo caso la foto, tra il 500.000 di studenti ad affrontare appunto l'esame di maturità, oscurati chiaramente i volti dei ragazzi più giovani, e invece il 70enne Pupo appunto sarà impegnato in questi esami. Andiamo poi all'argomento di attualità più stringente, che è quello legato alla firma. Trump che dice: ho firmato l'accordo con l'Iran, il Pakistan ospiterà la cerimonia ufficiale in Svizzera. Andiamo a questo punto proprio sui quotidiani per vedere quello che i quotidiani sottolineano di questa pace, di questa trattativa, di questa firma avvenuta, e di quello che si spera possa essere una pace duratura, anche se Trump è stato chiaro: se non dovessero essere rispettati gli accordi continuerò o riprenderò a bombardare. Accordi che sono stabiliti in 14 punti. Vediamo una parte di questi sul Corriere della Sera, la prima pagina, i 14 punti dell'accordo. Hormuz, uranio, soldi, chi esce vincitore? Questa è appunto una delle domande di questo momento storico. C'era ovviamente anche Meloni, perché tutto questo è successo a margine del G7 di Evian, dove erano impegnate appunto tutte le forze più importanti del mondo, compresi ovviamente gli Stati Uniti e compresi gli alleati dell'Unione Europea, ovviamente con l'Italia in primo piano. Firmata l'intesa digitale, ritorniamo sul Corriere. Trump avverte: rispettino gli impegni o bombardo, come vi dicevo in precedenza. Ma appunto, chi è che ha vinto realmente questa guerra nel momento in cui si sottoscrive questo trattato in 14 punti? Molti osservatori dicono alla fine a uscirne vincitore è l'Iran, anche perché Trump aveva necessità di fermare questo conflitto, perché ci si avvia verso un termine, il midterm, quello che viene definito così quando si arriva a metà mandato nella presidenza degli Stati Uniti, che rappresenta un traguardo importante per la presidenza appunto di Trump. Bisogna arrivarci a livello di politica interna con una situazione estera messa nel modo giusto. Ma se andiamo a vedere appunto sul Corriere della Sera ancora, guardate, il Corriere individua, differenzia le due bandiere, lo vedete, da una parte quella statunitense a stelle e strisce, dall'altra parte quella bianco-rossa e verde orizzontale, in orizzontale dell'Iran. Vedete che questa freccia è spesso e volentieri dalla parte della bandiera iraniana. Anche riaprire Hormuz conviene a tutti, ma la palla torna in mano all'Iran, con la libertà di circolazione, ovviamente l'Iran che controlla quella zona molto più vicina al proprio territorio. E poi c'è un assegno, questa è una
un dato importante, l'assegno degli Stati Uniti per la ricostruzione, 300 miliardi con licenze e incentivi. Qui la freccia, lo vedete, tutta dalla parte dell'Iran. Dalla parte degli Stati Uniti c'è la situazione legata al nucleare e all'uranio, anche se non c'è un vero accordo all'interno di questi 14 punti, si fa semplicemente menzione al fatto che l'Iran non deve andare avanti nella costruzione di ordigni nucleari. Vedendo l'altra pagina, anche in questo caso, da una parte ci sono gli Stati Uniti che vincono sotto l'aspetto della politica interna, come vi dicevo, entro 60 giorni il patto finale, entro 60 giorni Trump ha fretta di chiudere il patto, lo dicevamo in precedenza, ma poi guardate qui, nuovamente la freccia, la lancetta è verso l'Iran. Petrolio e sanzioni, il regime incassa una via d'uscita dalla grande crisi e stoppa l'assedio finanziario, l'Iran recupera i fondi congelati. Per cui questo, secondo gli osservatori, è il responso di questa guerra. Tanto è vero che alcuni giornali, magari certamente non proprio favorevoli alla politica americana in generale, titolano, come vediamo al manifesto, con questo titolo: vinto via il blocco degli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz si riapre e resta sotto il controllo iraniano, con un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran, che può riprendere a esportare il petrolio, per cui questo volto abbastanza affranto di Trump. Che cosa succederà poi ai conti? Soprattutto ai conti nostri, anche dei cittadini comuni. Abbiamo visto crescere in modo esponenziale il prezzo della benzina e anche e soprattutto del diesel, oppure del gas per il riscaldamento all'inizio della guerra. Sulla stampa c'è un titolo che riassume la situazione: la pace non ridurrà le bollette. Parla il commissario dell'Unione Europea dell'Energia Jorgensen, che dice: il prezzo del gas alto per anni, ora un piano per l'elettrificazione. In sintesi, si va e si deve andare verso l'energia green, e questo tutto ciò che è successo a livello internazionale, appunto, fra Stati Uniti e Iran, con il Medio Oriente, con la situazione della Russia con l'Ucraina, riapre ovviamente gli scenari per le nazioni che non hanno riserve naturali di gas e idrocarburi, per incentivare appunto l'energia green. C'è poi un tema, l'altro tema della giornata di ieri, che viene riferito dai giornali, è quello legato ai migranti, tema che viene letto in modo diverso dai quotidiani nazionali italiani. Andiamo sul Libero, ad esempio, si parla del regolamento per i rimpatri dell'Unione Europea. Libero titola così: l'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra alla sinistra, espulsioni veloci e freno ai ricorsi, ecco come saranno le nuove norme. Meloni dice: finalmente ci danno ragione. Salis e compagni accusano, siete dei fascisti. Psicodramma rosso a Bruxelles, così Libero. Se andiamo sul Giornale, il tema viene individuato pressappoco allo stesso modo: porte chiuse ai migranti. Bruxelles che approva il giro di vite, espulsioni più facili e hub terzi sul modello Albania. Ricordiamo quante polemiche sono state suscitate dalla scelta dell'Italia in tal senso. È la vittoria, però, dice Meloni, della politica italiana. Questo tema viene visto anche da altri punti di osservazione. Questo era quello, più filogovernativo, se così possiamo dirlo. Dalla parte dell'opposizione notiamo ad esempio il titolo dell'Unità, che trova questo tipo di spiegazione: l'Europa vota la remigrazione, i popolari sconfessano il Papa e vanno con i nazisti. Questo è il punto di vista che troviamo dell'Unità, che va a discutere della stessa notizia che abbiamo visto, cioè il regolamento dei rimpatri dell'Unione Europea. Altro punto di vista, quello di Avvenire. Siamo in un quotidiano di ispirazione cattolica, come tutti voi sapete, e il titolo è questo: misure senza dignità. Decisivo l'asse tra il Partito Popolare e le destre, il plauso di Meloni, l'Unione ci segue sul nostro modello Albania, però poi c'è il catenaccio che dice altro: il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti, presto sarà in vigore la preoccupazione dei vescovi, diritti a rischio, sicurezza e solidarietà.
devono stare insieme. Dunque vedete come la pluralità dell'informazione, che poi è il bello della democrazia, va ad individuare tutta una serie di temi che poi sono sul piatto, sul tavolo, per quanto riguarda appunto questo decreto legato all'immigrazione. C'è poi la politica in senso stretto, perché ci sono le fibrillazioni in seno al centrosinistra, con soprattutto la posizione di Renzi, che fa discutere, e se ne parla con un titolo di apertura sulla notizia: incognita Renzi nel campo largo con i leader che ci vanno cauti ma non chiudono. Dopo il sondaggio di Lab 21 per la notizia, con gli elettori che bocciano Italia Viva nel campo largo, i leader di PD, Movimento 5 Stelle e AVS optano per la cautela. Selfie senza Renzi, ma non chiudono a Matteo, tanto è vero che c'è anche un editoriale che dice ci vorrebbe una svolta diplomatica, anche perché dall'altra parte, cioè dalla parte della destra, c'è un altro problema che in questo momento assume il nome di Vannacci, e questo lo ritroviamo su Riformista. La retromarcia su Roma, questo nuovo movimento Futuro Nazionale, appunto con Vannacci, che la stessa Meloni ieri ha detto dal G7 non è funzionale, è più funzionale alla sinistra che alla destra. L'effetto Vannacci terremota l'ingegneria elettorale e dunque si parla di un pareggio possibile, dunque di una destra che ne uscirebbe inevitabilmente, di un centrodestra che ne uscirebbe inevitabilmente danneggiato o in difficoltà rispetto appunto a questo distacco di Vannacci in tal senso. Andiamo a darvi poi, per chiudere, alcune prime pagine, due prime pagine dei quotidiani che riguardano invece l'economia, con Milano Finanza che parla dell'euro digitale, con i negozi salvi, spunta la clausola che protegge i commercianti, non pagheranno commissioni più alte di quelle applicate dai circuiti attuali. Il testo al voto dell'Europarlamento il 23 di giugno. Mentre per quanto riguarda invece il Sole 24 ore, anche in questo caso il titolo è legato a questioni più prettamente finanziarie, ovviamente. Iperammortamento, in 5 giorni prenotati investimenti per 900 milioni. Il totale delle prenotazioni potrebbe raggiungere quota 24-25 miliardi. Con le notizie di economia ci fermiamo per questa prima parte della nostra rassegna stampa. Ci ritroviamo fra pochissimo, perché andremo sul nostro sito siciliaweb.it e poi leggeremo le pagine della cronaca regionale, e poi una parte come sempre dedicata allo sport. A fra poco. Ben ritrovati, seconda parte della nostra rassegna stampa, con la cronaca regionale in primo piano e i riflessi ovviamente anche in tal senso da parte dei quotidiani regionali. Partiamo, come sempre facciamo, dal nostro sito siciliaweb.it con le notizie di cronaca in primo piano. Ucciso e abbandonato in campagna, c'è un terzo arresto, il cadavere di Giuseppe Florio, trovato a Castiglione di Sicilia, in carcere una 53enne. Poi ovviamente altre notizie di cronaca, come uno scontro nel Siracusano con la statale bloccata e la maturità alle tracce di italiano. L'abbiamo visto anche sui quotidiani nazionali, anzi sui siti nazionali, Brancati Pavese e un brano di calabresi. Lavori anche nelle strade catanesi con le chiusure notturne che scattano. Tutti gli aggiornamenti con il puntuale intervento dei colleghi, in questo caso con Francesca Magri in redazione. Andiamo a parlare adesso invece dei quotidiani, andiamo subito a farvi vedere quelle che sono le aperture dei quotidiani cartacei, con il Giornale di Sicilia che torna sul male del momento per quanto riguarda Palermo. C'è stata anche la visita di Piantedosi lunedì. Il racket che alza il tiro, colpito bar allo Zen, danneggiato dai petardi Scerì, all'interno una bottiglietta con la benzina e la richiesta estorsiva. Questo è quello che leggiamo sul Giornale di Sicilia, un titolo di apertura che tiene chiaramente
tutta la pagina, tutta la prima del giornale, anche per testimoniare l'importanza di questo dato e i riflessi che ne ha anche sull'opinione pubblica. Ritroviamo questo tema, ad esempio, nelle pagine interne di Repubblica Palermo, perché oltre alla cronaca e tutto quello che è successo, i danni ad un bar dello Zen con una bottiglia piena di petardi, dietro la banda del racket anche gli affari di Cosa Nostra, c'è appunto questo titolo: i mafiosi si incontrano in chiesa, asse fra Porta Nuova e San Lorenzo. Soprattutto questo asse criminale che si sta consolidando, scrivono i colleghi di Repubblica Palermo, fra il mandamento appunto di Porta Nuova e quelli di San Lorenzo e Resuttana, lo racconta l'ultima indagine del nucleo speciale di polizia valutaria di Palermo, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. Andiamo adesso sugli altri quotidiani, sulle altre prime, partendo dalla Gazzetta del Sud, che apre con i 14 punti dell'accordo fra Unione Europea fra Stati Uniti e Iran, scusate, con l'Unione Europea, che avvia i contatti con la Russia, l'altro fronte aperto. Dal fondo 300 miliardi per Teheran al petrolio, le autorità americane che pubblicano il memorandum entrato in vigore dopo la firma arrivata nella notte. Trump al regime: rispetti gli impegni, torneremo a bombardare. Questo si legge su Gazzetta del Sud. Anche la Sicilia decide di aprire con i temi della politica internazionale, scoppia la pace fra Trump e l'Unione Europea, ora è pressing sul Cremlino, perché chiaramente da parte nel vertice del G7 si è parlato molto anche della situazione fra Russia e Ucraina, con un sostegno a Kiev che non era per niente certo, considerando che gli Stati Uniti con Trump avevano anche fatto capire di accettare determinati punti di vista da parte di Putin. E poi però c'è un tema legato alla nostra terra, i buchi nell'acqua, un'emergenza del nostro territorio, alla mala burocrazia, agli sprechi e ai ritardi. Agrigento capitale del disastro, a Siracusa soffre anche Ortigia. Guardate come viene trattato questo tema, lo vediamo dalle pagine interne della Sicilia. Nell'isola della Sete, Agrigento ancora capitale, un'altra estate di crisi. Schifani aveva annunciato di aver abolito la siccità, ma non è così. In città e nella provincia pesa lo scontro istituzionale, Siciliacque AICA, fra i debiti di servizi e zone grigie, la guerra contro i rifornitori fai da te. È un periodo difficile per l'Agrigentino, per il problema idrico, ma anche per ciò che succede nel siracusano, che oltre a dover fare i conti, soprattutto nella zona di Priolo Gargallo, con i miasmi che arrivano dalle raffinerie, fa i conti con la rete fatiscente e con Ortigia, che soffre in tal senso pure per il turismo. Si parla anche di ciò che può succedere nelle olie, sui dissalatori, il nodo Italia Nostra, vogliamo le carte, i progetti nelle isole di Filicudi, Panarea, Stromboli e Alicudi. Insomma, temi che restano vivi, questi legati a ciò che sta succedendo nella rete idrica regionale, sempre in difficoltà, soprattutto appunto quando ci si avvicina al periodo estivo. Su Repubblica Palermo invece, andando a vedere i titoli, troviamo ancora la maturità, gli esami 42.000 siciliani, ne abbiamo parlato già nel nostro telegiornale, anche all'inizio della nostra rassegna stampa. Maturità fra ansia e speranze, oggi prova scritta italiano, nell'isola i non ammessi più della media, aumentano gli esterni. Alla vigilia intanto riti collettivi e tototema, già abbiamo visto quelle che sono le tracce, con il pensiero a un futuro per molti lontano da casa. E il tema della possibilità di intraprendere una carriera lavorativa nella regione dove siamo nati, dove si è nati e dove si prova a fare formazione con
andando all'università, è il tema che ritorna su una pagina di Repubblica Palermo, il patto per la restanza dei giovani imprenditori, subito credito e infrastrutture. Difficile trovare investitori, lo dicono in molti di questi giovani imprenditori che decidono con coraggio, dobbiamo dire, di fare attività nella regione, nella nostra regione, nella Sicilia, di non portare le proprie conoscenze al di fuori di questa magnifica terra che può offrire tanto, che però certe volte appunto rallenta con alcune pastoie burocratiche, non solo, come abbiamo visto. Subito credito e infrastrutture, quello che chiedono appunto gli imprenditori. Vi porto invece adesso sempre su Repubblica Palermo, ma per parlare di quella che è la pace fiscale, così è stata chiamata, fra il comune e coloro che devono pagare appunto delle tasse da tempo. Va a caccia di un tesoretto da 6 miliardi, il Consiglio Comunale aderisce alla rottamazione delle cartelle esattoriali, l'opposizione in aula, la maggioranza era assente, intanto l'assessore Alaimo annuncia che presto sarà varato appunto il regolamento per le procedure di messa in regola senza interessi per tasse e multe non pagate. Questo è il tema che troviamo appunto su Repubblica Palermo. Ancora invece la pagina di Catania della Sicilia per parlare di alcune cronache, alcune notizie che sono appunto relative al territorio etneo. Discoteca fuori dalla ex dogana, anche il CGA stoppa i privati, la sentenza, la società aveva chiesto il risarcimento dei danni per la mancata concessione. Anche qua, come abbiamo visto sul nostro sito, si torna sui lavori per la viabilità, Viale Mediterraneo e via San Giuseppe l'Arena, con i lavori in corso e la viabilità che cambia, per cui chiaramente alcuni temi che arrivano appunto dalla nostra regione. Cambiamo decisamente argomento, andiamo invece a parlare dello sport con alcune notizie che riguardano eventi futuri, come ad esempio gli europei del 2032, che sono stati assegnati all'Italia e alla Turchia, come sapete, però ovviamente bisogna verificare anche la qualità degli stadi e delle infrastrutture italiane, che non stanno certo al massimo. Molte risalgono all'ultimo grande evento calcistico della nostra nazione, cioè i mondiali del 1990, ristrutturazioni che hanno coinvolto anche il Renzo Barbera, lo stadio di Palermo, e che però adesso ha bisogno di altre migliorie. Terzo anello, ci risiamo, per il nuovo Barbera ci vuole la sanatoria, la CTS regionale chiede l'intervento della soprintendenza, si complica il nodo parcheggi, la società dovrà rifare praticamente il piano dei trasporti con le immagini che si vedono del nuovo prospetto che corredono il progetto del Palermo per il Barbera, appunto per lo stadio candidato a ospitare gli europei di calcio. Andiamo a vedere poi la querelle sulle maglie, sempre in casa rosanero, con i tifosi che bocciano queste nuove maglie, ma la vendita comunque sale del 30%. Anche l'anno scorso la casacca Total Pink non creò entusiasmo, salvo poi registrare un aumento di acquisti. Beh, lo sapete che ormai il merchandising per quanto riguarda le maglie di calcio è così, ogni anno c'è un cambiamento e proprio per questo poi la gente è invogliata ad acquistare, sia mai che sia appunto l'anno buono in cui quella maglia diventa una maglia storica da celebrare. Per quanto riguarda invece il Catania, vi segnalo questa intervista a Passiatore sulla Sicilia. Certo, mi sentirei pronto, sarebbe una bella sfida, si parla ovviamente della panchina del Catania. L'allenatore ha incontrato la di Etneo Vincenzo Grella, ha idee chiare e moderne, voglia di portare in alto il club rossazzurro. Sapete tutti che in questo momento, ne abbiamo parlato anche nel nostro TG, c'è un vero e proprio nodo allenatore con il nome di De Giorgio su tutti per la panchina del Catania. Chiudiamo invece con le prime pagine dei quotidiani nazionali dedicate allo sport, con il Corriere dello Sport che dà spazio a un Messi spaziale, perché 3 gol nell'esordio
al mondiale, ha raggiunto Klose in testa alla classifica dei marcatori all time, mentre invece stecca Ronaldo che fa 1-1 con la Repubblica Democratica del Congo, mentre c'è un Kane bestiale che doppietta, tanti attaccanti che stanno facendo molto bene in questa fase iniziale del mondiale, KO la Croazia con il punteggio di 4-2. Poi c'è un titolo sul Milan che è sicuramente in difficoltà dopo non aver raggiunto la Champions, adesso sta cercando di completare la dirigenza, ma non c'è il direttore tecnico, non c'è il direttore sportivo, c'è sì l'allenatore, ma il titolo resta. Se questo è il Milan per la difficoltà dei dei rossoneri, scusate. Mentre per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport, ecco la foto del mito di Leo Messi al suo 6º mondiale con la tripletta all'esordio, sta dimostrando ovviamente di essere ancora il più grande di tutti. Noi ci fermiamo per la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito a tutti voi, un buon proseguimento di giornata.